È più un ragazzo nigeriano 27enne che da anni si è autoproclamato spazzino volontario di quartiere. Durante la settimana, dalle 8 alle 13, pulisce con la sua ramazza le strade della Sacra Famiglia di Città Giardino, ma si sposta anche alla Madonna Pellegrina e a Terra Negra, un lavoro che i residenti del quartiere apprezzano. Too bravo, too no casino, too no droga, too solo, qua police tutto, finish. Happy è a Padova dal 2017 dopo essere fuggito dalla Nigeria. In questi anni ha cercato di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato che però gli è sempre stato negato. Ora scadono i termini e da un momento all'altro potrebbe essere rimpatriato. Lui però spera in un futuro qui in Italia. You want to stay in Italy? Yes. In zona Sacra Famiglia oramai lo conoscono e lo apprezzano per la sua volontà di integrarsi. Lui è sempre qua tranquillo, anzi delle volte fa anche dei lavoretti per noi, magari ci pulisce le grate, ma comunque no. Per me personalmente è una bella persona. Happy non ha commesso reati, ma per lui è difficile documentare all'autorità i rischi di un suo rimpatrio. Ora i suoi legali hanno presentato un ricorso al Ministero dell'Interno per dimostrare la sua buona volontà e riuscire ad ottenere lo status di rifugiato.